fra i molti oggetti legati alla storia dell'auto, in mostra nella Galleria del Motorismo, Mobilità e Ingegno Veneto Giannino Marzotto, ci sono anche alcune delle invenzioni più significative del barone Ferdinando Brusch di Neuberg, misconosciuto, ma brillante inventore trevigiano. Uno dei più frequenti inconvenienti dell'epoca erano le forature, sia per le condizioni delle strade, spesso non ancora asfaltate, sia per la scarsa qualità dei pneumatici. Ecco allora Ferdinando Brusch progettare, costruire e brevettare un sistema di sollevatori idraulici, collegati a ciascuna ruota, così che grazie ad una pompa messa in pressione dal funzionamento stesso del motore, si poteva sollevare la ruota desiderata, semplicemente premendo un bottone, trovando così la ruota danneggiata, pronta per essere sostituita, senza doversi sporcare con il terriccio delle strade dell'epoca, dove si era costretti ad inginocchiarsi per collocare il crick. Ora questo sistema a comando idraulico è generalizzato nei veicoli per i grandi raid, tipo la Parigi-Dakar, proprio per agevolare piloti e meccanici che spesso si trovano costretti alla sostituzione di ruote, nei terreni più disagiati. Altra seccatura era rappresentata dalla ruota di scorta collocata sempre all'esterno della vettura. Ecco allora un gallettone, che si poteva svitare solamente con un'apposita chiave. Un vero antifurto pratico e semplice, la cui applicazione fungeva subito da deterrente per i malintenzionati. Infine la desiderata aerazione all'interno di una berlina, che si poteva modulare, finalmente, anche ruotando una manopola sul cruscotto, che comandava a distanza l'apertura parziale del vetro posteriore.